Top Voice Italia è un concorso che ha voluto mettere a confronto ragazzi provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto fargli condividere in un'ottica di scambio culturale un'esperienza importante, che ha visto la partecipazione di 90 ragazzi in 9 paesi europei. Una delle caratteristiche di questo concorso è che i ragazzi hanno potuto competere in maniera omogenea per età nelle varie categorie. Infatti, per quanto riguarda la grande categoria dei junior, abbiamo avuto 4 sottocategorie e la stessa cosa abbiamo fatto per la categoria dei big o degli over. Abbiamo poi inserito una nuova categoria dedicata a tutti i nuovi compositori per dar spazio alla musica emergente, creando la New Original Songs. Per riuscire ad andare oltre questo contrasto, vivo chiusa dentro un corpo che sento vecchio a 20 anni. Chissà se sarò mai come gli altri o se dovrò sempre convivere con questo bastardo. Gli altri dicono sopporto. Abbiamo voluto che i ragazzi non fossero giudicati dai loro vocal coach o dai loro insegnanti, pertanto tutti i giudici che avevano una parte di una loro delegazione, un cantante in gara, in una specifica categoria, non poteva votare per quella categoria. Non riconoscono chi soffre in mezzo a tanta gente. Sono convinti che... Per ogni categoria sono stati assegnati premi, primo, secondo e terzo, e poi sono stati assegnati dei Grand Prix. Il Grand Prix per tutta la categoria junior, il Grand Prix per tutta la categoria over o big e il Grand Prix per le New Original Songs. Motivo di orgoglio per il nostro festival è stato il coinvolgimento di molti paesi europei, oltre l'Italia. Lituania, Moldavia, Russia, Romania, Bulgaria, Polonia, Cipro, Malta. Contiamo l'anno prossimo di averne ancora di più. E questo sicuramente per dare la possibilità ai nostri cantanti di confrontarsi con degli standard più ampi.